Eccoci, un'altra intervista di About Women, una giornata molto intensa, abbiamo parlato di Ucraina, abbiamo parlato del dramma della guerra e sono molto contenta di avere qui con me Umberto Cavallaro, che è titolare di Asco Service, che è una società, un'azienda che ha e aveva forti legami anche commerciali in Ucraina. Ma voglio partire da te, Umberto, siccome tu hai una compagna e la tua compagna è ucraina, hai potuto vivere attraverso i suoi racconti, ma anche attraverso i contatti con gli amici, i parenti della tua compagna che sono ancora in Ucraina, il dramma di questa guerra terribile voluta da Putin. Da imprenditore con aziende in Ucraina, cosa ci senti di dire e qual è la tua richiesta? Ti ringrazio innanzitutto per l'invito, per la bella iniziativa, veramente molto bella iniziativa di oggi. Sì, mia moglie è ucraina, eravamo molto presenti in Ucraina prima della guerra, adesso non lo siamo più, o lo siamo indirettamente o comunque con un filo invisibile che comunque lega tutte le persone ucraine, quale mia moglie, con il loro popolo e il loro territorio che attualmente è martoriato da questa guerra che non ha nessun senso, non ha veramente nessun senso. L'Ucraina, prima della guerra, ti farei questa retrospettiva perché frequentavo l'Ucraina, io l'ho frequentata prima della guerra e dava anche a me, prima di andarci, io avevo un'immagine totalmente diversa dell'Ucraina. L'Ucraina è un paese che, come accennavamo prima durante il panel, è molto, era molto, specialmente Kiev, molto moderna, da certi punti di vista anche più moderna di altri paesi europei. Merita in pieno l'adesione all'Unione Europea e il popolo ucraino penso abbia dimostrato un gran coraggio in questa guerra. In particolare, sì, nel corso di questi anni io ho costruito tante relazioni commerciali e private con ucraini, aziende ucraine, persone ucraine, uomini ucraini, donne ucraine, famiglie ucraine. Una parte della mia famiglia è ucraina oggi. Certo. E sì, è un dramma, ognuno vive ognuno vive il proprio dramma, le famiglie separate, le donne separate dai propri mariti, separate dalle proprie case, e credo che l'iniziativa della protezione delle donne ucraine sia la più importante perché forse a livello istituzionale sicuramente è Zelensky la figura ucraina, ma alla fine nel mondo, in Europa adesso, il volto dell'Ucraina sono tutte le donne che sono scappate e oggi sono qua. Io mi auguro che nel prossimo futuro, sicuramente finisca la guerra, purtroppo bisogna essere realisti, non si sa quanto durerà, se durerà a lungo. Mi auguro che vengano prese delle misure che permettano a queste donne, che hanno comunque un forte attaccamento alla loro terra, di rientrare di restare in Europa finché non sarà sicuro il loro paese. Perché adesso la tendenza è quella, c'è una forte tendenza al rientro a casa, e questo potrebbe avere le stesse conseguenze dell'anno scorso. Per quanto riguarda gli aspetti più commerciali, anche da questo punto di vista l'Ucraina, a parte che forse più sottobanco da un punto di vista, meno conosciuta da un punto di vista mediatico a livello commerciale prima della guerra, mi riferisco prima della guerra, aveva per esempio una bilancia commerciale rispetto all'Italia positiva l'Ucraina. Io quando l'ho scoperto ero rimasto abbastanza sorpreso in positivo. È produttrice di materie prime, è produttrice di diverse materie prime, di praticamente tutte le granaglie, alcune delle quali è primo produttore al mondo, come per esempio i semi di girasole, sui quali si fa un olio che viene usato sia a livello alimentare ma tanto anche a livello industriale, a livello di minerali, a livello di metalli, a livello poi di uranio,
a livello di gas naturale, è una terra molto certo, ricca. molto ricca e molto strategica anche nel panorama, diciamo, Molto. geopolitico. Molto, purtroppo avrà un problema in futuro a livello logistico, perché alcuni porti, Mariupol in primis, sono andati totalmente distrutti, ci vorranno anni per ricostruirli e la maggior parte della merce viene esportata via mare. Andranno studiate delle soluzioni via terra alle quali oggi non riusciamo a dare risposta. Non riusciamo a dare risposta in termini di equipment, in termini se oggi si volessero fare dei treni dall'Ucraina, a parte che c'è uno scartamento diverso, quindi bisogna fare un trasbordo perché loro hanno ancora i binari sovietici che sono più larghi rispetto ai nostri europei. Però oltre a questo anche a livello proprio di equipment, quindi di container, di mezzi per trasportare la merce via terra, diciamo, via ferrovia o via gomma, non c'è la capacità materiale per farlo. In questo senso credo che se si vuole sostenere l'Ucraina e sostenere il commercio ucraino in futuro vadano prese delle decisioni a livello istituzionale. Quindi diciamo alto. che non basta quello che diciamo si è fatto finora ed è sicuramente un intervento che l'Europa può definire straordinario, mai come nei confronti di un popolo si sono adottate delle misure così efficaci, ma soprattutto nel breve tempo, se penso appunto al sostegno militare, ma anche al sostegno economico. Per la ricostruzione l'Europa ha già, diciamo così, accantonato svariati miliardi di euro, anche se sappiamo bene che a ricostruire l'Ucraina dovrebbe essere chi l'ha distrutta e quindi Putin. Voglio ringraziare ancora Cavallaro, Umberto, per essere stato qui con noi, voglio ringraziare Alice, che è l'associazione che ovviamente a cui anche Umberto e la sua azienda appartengono, per il sostegno che ci dà. Un abbraccio a tutti e soprattutto a presto. Ti ringrazio.